glorifica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Si vous êtes ressuscités, Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, c'est là qu'est le dove è Christ. Cristo seduto alla destra di Dio. Pensez aux réalités Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. En effet, vous êtes Voi, passés par la infatti, siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. quand paraîtra Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Un Domini.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Prima sabbatorum Maria Magdalene venit manem. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Exit ergo Petrus et ille alius discipulus, et venit. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Non tamen introivit. Venit ergo et Simon Petrus sequens eum et Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. ergo introivit et alter discipulus, qui venerat primus ad monumentum, et vidit et credit. E vide e credette. Non dumenim sciebant scripturam, Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Verbum Domini. Sophia orthi acusum to Agiu Evangeliu. Irini passi. Ec tu kata Ioannin Agiu Evangelio to anagnosma. Proscomen, timiaton savaton, Maria i Magdalini erchete proi, Scotias et Iusis est omnimion, que vlepi ton lithon, irmenon ectum nimium, trechiun, que erchete pros Simona Petron, que pros ton alon mathitin, one filiu Iisus, que legi aftis, iranton Kyrion ectum nimium, que ucidamen puethican afton. Exilthenu Petros, que alos mathitis,
και ήρχοντα εις το μνημείον, έτρεχονδε ιδιόμου, κι ο άλλος μαθητής προέδραμεν, ταχιόν του Πέτρου, και ήλθεν πρώτος εις το μνημείον, και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια, ούμεν τις ήλθεν. Έρχεται ούν και Σίμων Πέτρος, ακολουθών αυτό, και εισήλθεν εις το μνημείον, και θεώρει τα οθόνια κείμενα, και το σπουδάριον, ο είναι επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθόνιων κείμνων, αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις συνατόπων. Τότε ούν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδεν και πίστευσεν, ουδε πογάρ ειδήσαν την γράφη, ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Il Santo Padre ha benedetto con l'Evangeliario la folla e l'assemblea dopo l'ascolto della doppia proclamazione del Vangelo della Pasqua di risurrezione di Gesù, in latino e in greco, perché il messaggio di Cristo è un messaggio che arriva alla Chiesa d'Oriente e alla Chiesa di Occidente. Ascoltiamo l'omelia del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, la creazione intera risplende oggi di nuova luce, dalla terra si leva un canto di lode, esulta di gioia il nostro cuore. Cristo è risorto dalla morte e con Lui anche noi risorgiamo a vita nuova. Questo annuncio pasquale abbraccia il mistero della nostra vita e il destino della storia e ci raggiunge fin dentro gli abissi della morte, da cui ci sentiamo minacciati e a volte sopraffatti. Esso ci apre alla speranza che non viene meno, alla luce che non tramonta, a quella pienezza di gioia che niente può cancellare. La morte è stata vinta per sempre. La morte non ha più potere su di noi. E questo messaggio non sempre facile da accogliere, una promessa che facciamo fatica ad accogliere, perché il potere della morte ci minaccia sempre dentro e fuori. Dentro di noi, quando la zavorra dei nostri peccati ci impedisce di spiccare il volo, quando le delusioni o le solitudini che sperimentiamo prosciugano le nostre speranze, quando le preoccupazioni o i risentimenti soffocano la gioia di vivere, quando proviamo tristezza o stanchezza, quando ci sentiamo traditi o rifiutati,
quando dobbiamo fare i conti con la nostra debolezza, con la sofferenza, con la fatica di ogni giorno, allora ci sembra di essere finiti in un tunnel di cui non vediamo l'uscita. Ma anche fuori di noi la morte è sempre in agguato. La vediamo presente nelle ingiustizie, negli egoismi di parte, nell'oppressione dei poveri, nella scarsa attenzione verso i più fragili. La vediamo nella violenza, nelle ferite del mondo, nel grido di dolore che si leva da ogni parte per i soprusi che schiacciano i più deboli, per l'idolatria del profitto che saccheggia le risorse della terra, per la violenza della guerra che uccide e distrugge. In questa realtà, la Pasqua del Signore ci invita ad alzare lo sguardo e ad allargare il cuore. Essa continua ad alimentare nel nostro spirito e nel cammino della storia il seme della vittoria promessa. Ci mette in movimento come Maria di Magdala e come gli Apostoli per farci scoprire che il sepolcro di Gesù è vuoto e perciò in ogni morte che sperimentiamo c'è anche spazio per una nuova vita che sorge. Il Signore è vivo e rimane con noi. Attraverso fessure di risurrezione che si fanno spazio nelle oscurità, Egli consegna il nostro cuore alla speranza che ci sostiene. Il potere della morte non è il destino ultimo della nostra vita. Siamo orientati una volta per sempre verso la pienezza, perché in Cristo risorto anche noi siamo risorti. Ce lo ricordava con parole accorate Papa Francesco nella sua prima esortazione apostolica Evangelii Gaudium, affermando che la risurrezione di Cristo non è una cosa del passato, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista. Vediamo ingiustizia, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. Fratelli e sorelle, la Pasqua del Signore ci dona questa speranza, ricordandoci che nel Cristo risorto una nuova creazione è possibile ogni giorno. Ce lo dice il Vangelo oggi proclamato, che colloca l'evento della risurrezione in modo preciso. Il primo giorno della settimana, il giorno della risurrezione di Cristo, ci rimanda così alla creazione, a quel primo giorno in cui Dio creò il mondo e ci annuncia nello stesso tempo che una vita nuova, più forte della morte, adesso sta spuntando per l'umanità. La Pasqua è la nuova creazione operata dal Signore risorto, è un nuovo inizio, è la vita finalmente resa eterna dalla vittoria di Dio sull'antico avversario. Di questo canto di speranza oggi abbiamo bisogno e siamo noi, risorti con Cristo, che dobbiamo portarlo per le strade del mondo. Corriamo allora come Maria de Magdala, annunciamolo a tutti, portiamo con la nostra vita la gioia della risurrezione, perché dovunque alleggia ancora lo spettro della morte, possa splendere la luce della vita. Cristo, nostra Pasqua, ci benedica e doni la sua pace al mondo intero.
Proviamo come Maria anche noi ad annunciare il Cristo risorto, l'invito che Papa Leone ci ha fatto nella sua omelia in questo giorno pasquale, perché la luce della risurrezione vince la morte e vince i drammi personali e che ci circondano. Credo in unum Deum.
Fratelli e sorelle, rischiarati dalla luce del Signore risorto, che vince le tenebre del peccato e della morte, innalziamo al Padre le nostre suppliche. Dominum de precelum, oremus pro Ecclesia Cristo vivo consolata. Preghiamo per la Chiesa consolata da Cristo vivente. La comunità cristiana sperimenti nella gioia l'incontro con Cristo risorto e mostri a tutti i frutti della sua Pasqua. Invochiamo il Signore. Ti preghiamo, ascoltaci. Oremus pro neophytis sacramentis pascalibus illuminati. Preghiamo per i neofiti illuminati dai sacramenti pasquali. I rinati nell'acqua e nello Spirito conformino la propria vita al Vangelo e testimonino con coraggio la fede ricevuta in dono. Oremus pro populis bello vexatis. Preghiamo per i popoli dilaniati dalla guerra. Le nazioni vedano cessati i conflitti che accrescono l'odio e promessa la pace su tutta la terra. Oremus pro isqui paupertate laborant. Preghiamo per coloro che soffrono a causa della povertà. I poveri e bisognosi siano garantiti da un'equa distribuzione di tutte le risorse e assicurati dal necessario per una vita dignitosa. Oremus pro defunctis a iugo mortis liberatis. Preghiamo per i defunti liberati dal potere della morte. I nostri fratelli defunti contemplino aperte le porte del regno dei cieli e conoscano la gioia della visione beatifica del suo volto misericordioso. Padre, che nel tuo Figlio risorto porti a compimento il mistero pasquale, accogli la preghiera che sale a te dalla Chiesa, traboccante di gioia, e fa che, uniti a Lui per il battesimo, possiamo risorgere anche noi a vita nuova per Cristo nostro Signore. Amen. Viene imbandita la mensa eucaristica nella quale attraverso il segno del pane e del vino si manifesta, ecco, il Cristo risorto che diventa pane e vino per noi, pane spezzato e bevanda di salvezza, così come ha promesso ai suoi discepoli nell'ultima cena. E il popolo eleva le offerte, offre le offerte e i doni che saranno poi, ecco, il pane e il vino consacrati sull'altare. Il canto ci aiuta e ci introduce, ecco, nell'offertorio, nella parte offertoriale, parlando del giorno del Signore che ha fatto e nel quale dobbiamo rallegrarci ed esultare. Alleluia! Ecco, questo giorno che Lui ha fatto è il giorno della resurrezione, è il giorno in cui, ecco, vide e credettero, i discepoli videro e credettero ciò che le donne le avevano detto.
Signore, vogliamo offrirti doni con i quali tu ricompensi la nostra vita quotidiana e nella luce della tua Pasqua noi siamo rischiarati, siamo sicuri che la morte non ha l'ultima parola, così come ci ha ricordato il Santo Padre nella omelia. Cristo è risorto e noi risorgiamo con Lui. È questa la forza in cui tutta la creazione risplende di luce, di una luce nuova, così come Papa Leone ci ha ricordato nell'omelia. La morte, ecco, non ha l'ultima parola sulla nostra vita, le nostre morti quotidiane, il peccato, la delusione, la preoccupazione, il risentimento, le morti interiori, nei quali molto spesso siamo prigionieri, e poi le morti che ci stanno intorno, le sofferenze, le tristezze, i soprusi, le guerre, le violenze. Da tutto questo il Signore, attraverso la resurrezione, ecco, ci libera per diventare creature nuove, vita nuova. E allora sull'altare del sacrificio noi mettiamo tutto questo affinché, offerto a Lui, possa ridarci una nuova vita, una nuova speranza, ecco, e una nuova certezza. Il Signore è risorto e la vita trionfa. Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Fiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, tot jusque ecclesiae sue sancte.
Sacrifice Domine Pascalibus Gaudis, exultantes offerimus, quibus ecclesia tua mirabiliter renascitur et nutritur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Dei nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in ac potissimum die gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enum verus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam risurgendo reparavit. Qua propter profusis Pascalibus Gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et superne virtutes atque angelice potestates hymnum gloriae Tue continunt sine fine dicentes. Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti, operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda de tulimus, eodem Spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens,
accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memores digitur Domine, eiusdem filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, oferimus Tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine filii Tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum elettis Tuis heritatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis, et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Ec ostia nostra reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem adque salutem. Ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Leone, cum episcopali ordini et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis uius familie, quam Tibi a stare voluisti ad esto propitius, omnes filios Tuos ubique dispersos, Tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos, et omnes qui Tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est Tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaremus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificemus
sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Rinnovati auguri, Padre Santo. La pace sia con voi, è il saluto del risorto ed è il saluto e l'abbraccio in questa domenica pasquale. La pace sia con te. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Domine non sum dignus, Sed tantum in verbo, et sanabitur anima mea. Gesù, uomo della croce, Signore della risurrezione, noi veniamo alla tua Pasqua
come pellegrini assetati di acque vive, mostrati a noi nel fulgore pieno della tua resurrezione. Gesù, uomo della croce, Signore della risurrezione, noi ti chiediamo di insegnarci l'amore che ci fa imitatori del Padre, la sapienza che fa buona la vita, la speranza che apre all'attesa del mondo futuro. Signore Gesù, stella del Golgota, gloria di Gerusalemme e d'ogni città dell'uomo, insegnaci per sempre la legge dell'amore, la legge nuova che rinnova per sempre la storia dell'uomo. Con la tua resurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale. Concedi anche a noi di risorgere con te per poter cominciare insieme con te una vita nuova. Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento. Fa che il nostro spirito sia trasformato mirabilmente dall'unione con te. Tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini orizzonti infiniti, di amore e di grazia, suscita in noi l'ansia di diffondere con la parola e con l'esempio il tuo messaggio di salvezza. Fa che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce e bramiamo di congiungerti a te per sempre. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Alleluia. Celebriamo dunque la festa. Alleluia, alleluia. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra d'angolo è divenuta la pietra fondamentale, la pietra, sulla quale, si poggia la Chiesa del Cristo risorto, la Chiesa del Dio vivente, così come proclama la liturgia di oggi, così come abbiamo ascoltato nelle letture di oggi, nei quali se l'annuncio dagli Atti degli Apostoli, di come i discepoli e il popolo, sono davanti al Signore risorto, e come i discepoli hanno visto e hanno creduto alla risurrezione e l'annunciano a tutti. E anche Paolo ci ricorda che tutti dobbiamo risorgere con Cristo, cercando le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio, perché tutti noi possiamo diventare pietre di speranza, costruttori di una nuova realtà, di una nuova umanità, una umanità pacificata, come ci ha ricordato Papa Leone in questo triduo pasquale, un'umanità che sa perdonare, un'umanità che sa ascoltare, un'umanità che trova la forza dalle piaghe di Gesù, dalla sua passione e una nuova luce nella sua resurrezione, vincendo le paure
vincendo le differenze, vincendo il pregiudizio, vincendo qualsiasi forma di violenza e di odio per ridare all'umanità, ecco, l'amore, la civiltà dell'amore, e affinché tutta la terra possa acclamare l'alleluia, tutto il cielo possa gridare l'alleluia.
Oremus. Perpetuo Deus ecclesiam tuam pio favore tuere, ut Pascalibus renovata mysteriis, ad resurrectionis perveniat claritatem, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ed ora la benedizione solenne nel giorno di Pasqua. Dominus vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Benedicat vos omnipotens Deus, odierna interveniente solemnitate Pascali, et ab omni miseratus defendat incursione peccati. Amen. Et qui ad aeternam vitam in unigeniti sui resurrectione vos reparat, vos premiis immortalitatis ad impleat. Amen. Et qui expletis passionis dominice diebus, Pascalis festi gaudia celebratis, et ea festa queletitiis peraguntur eternis, ipso opitulante exultantibus animis veniatis. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Ite missa est, alleluia, alleluia. Con il canto finale della celebrazione eucaristica nel giorno di Pasqua, ecco che si conclude la solenne liturgia della messa pasquale che Papa Leone XIV ha presieduto in piazza San Pietro in questa Pasqua 2026. La prima di Papa Leone, la prima Pasqua a quasi un anno dal suo pontificato, il prossimo 8 di maggio, ed è stata una Pasqua anche particolare, quella di Papa Leone, una Pasqua anche per alcuni aspetti che ha visto un mondo tormentato da guerre e da violenze, ma come il buon pastore Papa Leone in questo triduo pasquale, in questa Pasqua, ci ha ricordato che se siamo ancorati in Cristo, se viviamo accanto a Lui e ancorati alla Sua presenza, nulla e nessuno, ecco, può scalfire la speranza di un mondo nuovo. Ma nello stesso tempo il monito che Papa Leone ha voluto inviare, soprattutto nel giorno del Venerdì Santo, è quella di una conversione piena e vera. Ecco, il Signore ascolta solo coloro che hanno la capacità di convertirsi e di cambiare il cuore. In questo messaggio pasquale, ecco, Papa Leone ci ha ricordato proprio questo. Fuori di noi ci può essere la morte, ma la resurrezione di Cristo è una forza senza eguali, è una forza che ci può ridonare una vita nuova. Le letture stesse che abbiamo ascoltato parlano di questa forza, come i discepoli, le donne, dopo la resurrezione di Cristo,
pieni di quella forza, riescono anche a cambiare il mondo, a modificare la mentalità che li circondava, una mentalità che era ostile al Cristo che avevano crocifisso, ma che loro, con la loro perseveranza, con il loro amore, con la loro testimonianza, hanno saputo poi portare a tutti i confini della terra. Ecco, da oggi parte anche l'ottava di Pasqua e i prossimi 8 giorni, tutta la settimana, sarà per la liturgia un unico giorno pasquale, ecco, si chiama proprio ottava di Pasqua, perché la Chiesa celebrerà un unico giorno, ecco, ogni giorno è Pasqua, e quindi la recita del Regina Celi, la sequenza pasquale, il ricordo, la menzione del ricordo della risurrezione di Cristo, ecco, e anche le letture che ascolteremo ci ricorderanno questo unico giorno pasquale. Ecco, vediamo già la telecamera e le immagini proiettate sulla loggia centrale della Basilica di San Pietro, dove tra poco Papa Leone darà il messaggio pasquale e la benedizione Urbi et Orbi al mondo e alla città. Ecco, quindi restiamo in attesa di ascoltare il messaggio di Pasqua di Papa Leone, ecco, con queste immagini che ci vengono dalla piazza, che inquadrano le guardie svizzere schierate insieme alla banda vaticana che ecco, nel giorno di Pasqua, ecco, suonerà l'inno proprio nel giorno di festa. Ecco che anche le immagini ci parlano di questo Cristo morto, ma che risorge nei bagliori della luce pasquale. Ed è quello che un po' la liturgia anche di oggi, dall'inizio, ci ha ricordato, quando Papa Leone ha venerato l'icona del Cristo Salvatore, Salvatore del mondo, colui che prende su di sé il peccato e ci ridona la salvezza per rinascere a vita nuova. E allora è qui che l'uomo è alla ricerca continua di Dio, e Papa Leone, che è un uomo riconciliato con Dio, che è un uomo di preghiera, che è un uomo che è figlio di Sant'Agostino, ecco, ha messo la preghiera a Dio, Gesù Cristo al centro, e ce lo ha fatto anche intravedere, vedere in tutta la liturgia della Settimana Santa, che per noi che ci avete seguito è iniziata la Domenica delle Palme e ha continuato per tutto il Triduo Pasquale. Possiamo anche ricordare i momenti salienti di questo Triduo Pasquale, la Messa del Crisma, dove vi erano presenti oltre tantissimi migliaia di sacerdoti di Roma e non solo, anche che vivono a Roma, che hanno nelle mani del Papa, ecco, rifatto l'obbedienza, le promesse che fecero ai loro vescovi, ecco, nel giorno dell'ordinazione, o al vescovo che li ha consacrati. Poi la benedizione degli oli, gli infermi, l'olio dei catecumeni e l'olio del crisma, che abbiamo visto poi ieri sera nella liturgia pasquale, l'olio del crisma, ecco, servire per la confermazione dei catecumeni che ieri hanno ricevuto, ecco, i sacramenti, battesimo, cresima ed Eucaristia. E allora la benedizione degli oli è stata nella messa del crisma, che è proprio la messa appunto in cui il vescovo della diocesi, e in modo particolare, ecco, Papa Leone, la sua diocesi di Roma, perché egli è anche vescovo di Roma, perciò anche Papa, ecco, che ha benedetto quegli oli, gli oli che serviranno nella liturgia e nelle celebrazioni
da parte dei sacerdoti per i sacramenti degli ammalati, l'olio del sollievo, per i battezzati, l'olio dei catecumeni e quello crismale anche per la confermazione, per le ordinazioni sacerdotali. Al pomeriggio Papa Leone è andato a San Giovanni Laterano, ritorna la messa della lavanda dei piedi nella cattedrale di Roma, San Giovanni Laterano, dove c'è la cattedra del vescovo di Roma, dove il Papa, ecco, lì in questa celebrazione intima, bella, personale, ha ricordato l'appartenenza della lavanda dei piedi con l'Eucaristia, un unico corpo. Ecco, il Signore lava i piedi e si dona nella Eucaristia, si china, si abbassa fino a baciare i piedi dell'uomo, dei suoi discepoli, gesto che lui ha fatto a 12 sacerdoti della diocesi di Roma. Ecco, dalle immagini quella sera, ecco, ricordiamo anche questo sguardo di Papa Leone prima di lavare, di baciare i piedi di ogni sacerdote. E poi il venerdì santo l'immagine di Papa Leone scalzo che va davanti al Cristo crocifisso, morto per noi, come pellegrino dell'umanità, a chiedere e ad implorare la pace per l'intera umanità. E poi al Colosseo, la Via Crucis, dove Papa Leone ci ha ricordato nell'ammonizione anche iniziale e ha detto all'umanità in chiave anche molto forte come i potenti e coloro che governano, per essere ascoltati da Dio, devono convertirsi, altrimenti ecco, Dio non è presente nella violenza, Dio non è presente dove c'è la guerra e dove c'è l'odio, anche lì un momento altro. E poi la notte della veglia pasquale, l'immagine ancora dei catecumeni che ricevono, ecco, i sacramenti dall'iniziazione cristiana per essere inseriti nel corpo mistico che è la Chiesa. E questa mattina le immagini che ancora ci arrivano dalla piazza dopo la messa della domenica di Pasqua, vediamo che le guardie svizzere, così come la banda, ecco, si stanno schierando per il messaggio pasquale che tra poco Papa Leone dalla loggia centrale darà al mondo e alla città in quanto vescovo di Roma, al mondo in quanto Papa e capo della Chiesa universale. E allora seguiamo queste immagini anche suggestive, anche solenni, che giungono da questa piazza per celebrare il giorno della risurrezione di Gesù, una piazza che possiamo vedere anche gremita, piena di persone, di pellegrini che, oltre ai romani che vivono a Roma, anche pellegrini che vengono da tutto il mondo, alcuni giunti proprio per vivere la settimana santa, la prima Pasqua di Papa Leone XIV, che abbiamo visto in queste celebrazioni un uomo conforme, completamente conforme a Dio, anche nelle celebrazioni, nel suo stile sobrio, elegante, ma anche riflessivo, profondo, immerso, completamente di immersione nel mistero eucaristico. Vediamo che anche i carabinieri in alta uniforme prendono posto in piazza San Pietro. Le immagini che ci vengono proposte sono puntate ora sulla loggia centrale, allestita
per l'occasione della benedizione del messaggio pasquale di Papa Leone, e questa è un po' la parte conclusiva. Il Papa reciterà il Regina Coeli e quindi si chiude così il triduo pasquale di passione, morte e risurrezione di Gesù. Si chiudono questi giorni in cui il Papa veramente ci ha accompagnati con il suo stile nella vita di Cristo, una vita nuova, ci ha detto Papa Leone, una vita nella quale ciascuno di noi può sentirsi appartenente, nuova creatura. È il monito che Papa Leone, fin dal suo inizio pontificato, del suo pontificato, ha messo al centro, Cristo al centro. Noi in questa vita in Cristo possiamo rigenerare anche la nostra vita. Ecco che le immagini che si allargano ci fanno vedere una piazza che è quasi pronta per ascoltare Papa Leone nel suo messaggio pasquale al mondo e alla città. Come vi dicevo ieri sera, il Regina Coeli, la preghiera pasquale, sostituisce l'Angelus, che siamo ordinariamente abituati ad ascoltare e a recitare durante l'anno liturgico. Ecco, viene sospeso l'Angelus per il tempo pasquale fino alla Pentecoste, con il Regina Coeli, questa preghiera, questa antifona mariana che parla di Cristo risorto. Ecco, abbiamo ascoltato come sono le donne le prime testimoni e le prime ad annunciare Cristo, e Maria, la madre di Gesù, è nel cenacolo, è lì che è in attesa, insieme agli apostoli, in attesa dello Spirito Santo, quindi della nuova Chiesa e della Chiesa che sta per nascere, fondata proprio sul Cristo risorto. E allora la preghiera mariana è di colei che abbiamo visto venerdì stare sotto la croce e oggi sta davanti al sepolcro, davanti al Cristo risorto. Allora il Regina Coeli dice: rallegrati Vergine Maria, alleluia, il Signore è veramente risorto, alleluia. E queste sono le parole che ci accompagneranno durante la Pasqua del Signore per i 50 giorni che avremo davanti a noi fino alla Pentecoste, quando con la discesa dello Spirito Santo la Chiesa, ecco, nasce, e quindi la Chiesa inizia il suo cammino nel mondo di missione e di annuncio. Ecco, vediamo l'entusiasmo della piazza oggi. Ecco, i nuovi mezzi di comunicazione che riprendono, ne abbiamo visti tanti anche di momenti di Papa Leone, quelli ufficiali, dei canali ufficiali, ma anche quelli non ufficiali, ufficiosi, chiamiamoli così, dei momenti salienti di questa Pasqua, di questo triduo pasquale. La nuova generazione, la generazione digitale, che immortala e cristallizza un'immagine, un video, una foto di questi momenti. Ecco, sappiamo che l'annuncio passa anche oggi attraverso i mass media, i mezzi di comunicazione. Allora anche la gente oggi attraverso un click, attraverso un'immagine, un video, può annunciare, perché riprende quel momento, quella parola, quella frase, quel dialogo, ecco, che poi viene messo in rete e milioni o migliaia di persone possono poi vedere. E allora diciamo che un po' sono i mezzi di comunicazione paralleli
a quelli ufficiali. Anche i sacerdoti, svestiti degli abiti liturgici, hanno ripreso posto sul sagrato in attesa di Papa Leone, di questo messaggio di Papa Leone al mondo e alla città. E sappiamo quanto sia necessario in questo momento questo messaggio. È fondamentale, visto gli equilibri anche mondiali, le guerre, la sofferenza, le violenze che purtroppo anche oggi nel giorno di Pasqua non si sono attenuate. E allora Papa Leone, tante volte rimarca e richiama a questa angoscia sua personale nel vedere che la guerra non finisce, non cessa. Questo momento, ecco che si aprono le tende della loggia centrale, quindi ascoltiamo Papa Leone nel suo primo messaggio pasquale, nella sua prima benedizione Urbe et Orbe della Pasqua 2026. Ascoltiamo l'inno. Fratelli e sorelle, Cristo è risorto. Buona Pasqua! Da secoli la Chiesa canta con esultanza l'avvenimento che è origine e fondamento della sua fede. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. La Pasqua è una vittoria della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell'amore sull'odio. Una vittoria a carissimo prezzo. Il Cristo, il Figlio del Dio vivente, ha dovuto morire e morire su una croce dopo aver subito un'ingiusta condanna, essere stato schernito e torturato e aver versato tutto il suo sangue. Come vero agnello immolato ha preso su di sé il peccato del mondo e così ci ha liberati tutti e con noi anche il creato dal dominio del male. Ma come ha vinto Gesù?
Qual è la forza con cui ha sconfitto una volta per sempre l'antico avversario, il principe di questo mondo? Qual è la potenza con cui è risorto dai morti, non ritornando alla vita di prima, ma entrando nella vita eterna e aprendo così nella propria carne il passaggio da questo mondo al Padre? Questa forza, questa potenza è Dio stesso, amore che crea e genera, amore fedele fino alla fine, amore che perdona e riscatta. Cristo, nostro Re vittorioso, ha combattuto e vinto la sua battaglia con l'abbandono fiducioso alla volontà del Padre, al suo disegno di salvezza. Così ha percorso fino alla fine la via del dialogo, non a parole ma nei fatti. Per trovare noi perduti si è fatto carne, per liberare noi schiavi si è fatto schiavo, per dare la vita a noi mortali si è lasciato uccidere sulla croce. La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta, è simile a quella di un chicco di grano che marcito nella terra cresce, si apre un varco tra le zolle, germoglia e diventa una spiga dorata. È ancora più simile a quella di un cuore umano che, ferito da un'offesa, respinge l'istinto di vendetta e pieno di pietà prega per chi lo ha offeso. Fratelli e sorelle, questa è la vera forza che porta la pace all'umanità, perché genera relazioni rispettose a tutti i livelli, tra le persone, le famiglie, i gruppi sociali, le nazioni. Non mira all'interesse particolare, ma al bene comune. Non vuole imporre il proprio piano, ma contribuire a progettarlo e a realizzarlo insieme agli altri. Sì, la risurrezione di Cristo è il principio dell'umanità nuova, è l'ingresso nella vera terra promessa, dove regnano la giustizia, la libertà, la pace, dove tutti si riconoscono fratelli e sorelle, figli dello stesso Padre che è amore, vita, luce. Fratelli e sorelle, con la sua risurrezione il Signore ci mette ancora più potentemente di fronte al dramma della nostra libertà. Davanti al sepolcro vuoto possiamo riempirci di speranza e di stupore come i discepoli, o di paura come le guardie e i farisei, costretti a ricorrere a menzogna e sotterfugio pur di non riconoscere che colui che era stato condannato è davvero risorto. Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da Cristo, lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi. Chi ha in mano armi le deponga, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace, non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo, non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo. Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti alla morte di migliaia di persone, indifferenti alle ricadute di odio e divisione che i conflitti seminano, indifferenti alle conseguenze economiche e sociali che essi producono e che pure tutti avvertiamo. C'è una sempre più marcata globalizzazione dell'indifferenza, per richiamare un'espressione cara a Papa Francesco, che un anno fa da questa loggia rivolgeva al mondo le sue ultime parole, ricordandoci quanta volontà di morte vediamo ogni giorno nei tanti conflitti
che interessano diverse parti del mondo. La croce di Cristo ci ricorda sempre la sofferenza e il dolore che circondano la morte e lo strazio che essa comporta. Tutti abbiamo paura della morte e per paura ci voltiamo dall'altra parte, preferiamo non guardare. Non possiamo continuare ad essere indifferenti e non possiamo rassegnarci al male. Sant'Agostino insegna: se hai paura della morte, ama la risurrezione. Amiamo anche noi la risurrezione, che ci ricorda che il male non è l'ultima parola, perché è stato sconfitto dal risorto. Egli ha attraversato la morte per donarci vita e pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. La pace che Gesù ci consegna non è quella che si limita a fare tacere delle armi, ma quella che tocca e cambia il cuore di ciascuno di noi. Convertiamoci alla pace di Cristo. Facciamo udire il grido di pace che scorga dal cuore. Per questo invito tutti a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui nella Basilica San Pietro il prossimo sabato 11 aprile. In questo giorno di festa abbandoniamo ogni volontà di contesa, di dominio e di potere e imploriamo il Signore che doni la sua pace al mondo funestato dalle guerre e segnato dall'odio e dall'indifferenza che ci fanno sentire impotenti di fronte al male. Al Signore raccomandiamo tutti i cuori che soffrono e attendono la vera pace che solo Lui può dare. Affidiamoci a Lui e apriamogli il nostro cuore. Solo Lui fa nuove tutte le cose. Buona Pasqua! A quanti mi ascoltano rivolgo un cordiale augurio in alcune espressioni linguistiche. Italiano. Buona Pasqua, portate a tutti la gioia di Gesù risorto e presente in mezzo a noi. Francese. Joyeuse Pâques. Portez à tout le monde la joie de Jésus ressuscité et présent parmi nous. Inglese. Happy Easter. May you bring the joy of Jesus, who is risen and present in our midst, to all you meet. Tedesco. Frohe Ostern, bringt allen die Freude des auferstandenen Jesus, der unter uns gegenwärtig ist. Spagnolo. Feliz Pascua. Lleven a todos la alegría de Jesús resucitado y presente entre nosotros. Portuguese. Feliz Pascua. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e presente entre nós. Polacco. Radośny świąt, wielkanocnych. Arabo. Quijama Magida. E cinese. Fuhuo Chia Quale. E latino. Felix sit vobis Domini resurrectionis festivitas.
Iesu resuscitati inter nos adstantis, laetitiam cum omnibus communicate. Regina Celi, letare, alleluia, quia premeruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudi et lectare Virgo Maria, alleluia. Quia resurrexit Dominus Vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudie vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea Deis. Requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre Leone XIV, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Archangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen.
E abbiamo ascoltato anche il primo messaggio pasquale di Papa Leone, la benedizione Urbi et Orbis alla città. Ecco, vediamo il Papa ancora sulla loggia dopo la benedizione, un messaggio che è iniziato con il saluto: Cristo è risorto, buona Pasqua, un canto che la Chiesa da secoli proclama. Ora è vivo, il Signore è risorto e trionfa, sì, ne siamo certi, Cristo è veramente risorto. E quindi in